trasformazioni ambientali e di paesaggi, questi paesaggi non esisterebbero più. Quando nel 66 c'è stata la grande alluvione, quell'anno ero insegnante, mi ricordo, l'acqua ha sommerso le idrovore, ha disattivato le pompe e fino a che il territorio non è stato prosciugato con altri mezzi è rimasto un lago, cioè una gigantesca palude. Se queste strutture smettono di funzionare per una ragione qualsiasi, cioè manca la corrente elettrica, non so per che cosa, perché cade un meteorite sulla centrale, noi torniamo ad essere palude per decine di migliaia di ettari nel giro di poche settimane, perché questi si chiamano impianti di sollevamento, cioè raccolgono l'acqua che sgronda dalla campagna e la sollevano per scaricarla negli alvei fluviali pensili che a loro volta la scaricano in mare. Se non c'è nessuno che alza l'acqua per scaricarla nei fiumi, si torna a essere palude. Per questo vi dicevo che i paesaggi richiedono un apporto energetico. Cioè, se le idrovore non funzionano, e quelle funzionano solo con l'energia, chiaramente elettrica in questo caso, i paesaggi non si conservano. Questo è il paesaggio dell'idrografia di bonifica. Cioè, cosa ha fatto la bonifica? Ha eliminato la palude e l'ha sostituita con una maglia di microcorsi d'acqua fittissima. Provate a guardare una carta IGM pre-bonifica e post-bonifica. Voi vedrete che al posto di superfici indistinte, uniformi, ci sono superfici fittamente e geometricamente segnate dalla presenza di fossi, capifosso e scoline, che sono quelli che garantiscono lo sgrondo delle acque eccedenti e l'irrigazione delle colture. E quindi una differenza tra paesaggio naturale e paesaggio antropico è questa: il paesaggio naturale è informale, il paesaggio antropico è geometrico e quindi ha un'organizzazione. Noi siamo limitati e dobbiamo darci un'organizzazione geometrica. Questa stanza è un parallelepipedo, no, non è una grotta. Ancora le acque di bonifica, come vedete, c'è una gerarchia diversa. Vi ho citato 3 tipi: le scoline, i fossi e il capifosso. Sono tutti importantissimi e però sono elementi fondamentali del paesaggio della pianura prosciugata. Guardate i canali che specchiano il cielo. Questi sono i grandi canali. Sapete cos'erano questi? Per dirvi come il paesaggio si modifica. Questi erano alvei lagunari, perché qui c'erano le lagune nel basso medioevo. Allora, prosciugate, imbonite le lagune spontaneamente dal canneto, una volta che la palude è stata prosciugata, sono rimaste le vie d'acqua profonde, cioè i grandi canali, che sono stati adottati dalla bonifica come alvei di sgrondo delle acque. E quindi adesso troviamo la pianura bonificata e coltivata percorsa da questi alvei sinuosi. Allora uno dice: ma perché tutto il resto è geometrico e questo è sinuoso? Semplicemente perché è un paleoalveo, cioè un vecchio alveo lagunare. Poi ci sono i fiumi pensili. Questa è un'arginatura dell'Idenza. Se voi salite sull'Arzino e osservate l'acqua del fiume, lo si vede a occhio nudo, è più alta del piano campagna, cioè il fiume scorre sospeso sulla pianura. Se non ci fossero le arginature, chiaramente il fiume potrebbe dilagare liberamente, come avveniva storicamente. Essendo però che nelle prime fasi della bonifica le sole vie di comunicazione percorribili erano le vie d'acqua, ed essendo che i burci, e cioè i natanti che percorrevano queste vie d'acqua, avevano l'albero con la vela, hanno dovuto fare i ponti levatoi. E quindi in bonifica ci sono 3 ponti levatoi bellissimi, che sono una testimonianza paesaggistica datata, storica, che noi oggi conserviamo come elemento storico del paesaggio, e che però sono superati. Ormai non esistono più né i burci a vela sicuramente. E poi ci sono le grandi distese con la viabilità della bonifica, le stradine bianche che corrono verso l'infinito. Qua a destra nel Texas, avete presente le strade americane che un dice, insomma, sti qua mi viene proprio fantasia. Gli ha alzata una carta, gli ha tirato una riga per 300 km, la strada è dritta, uno si indormenta 20 volte.
E in bonifica hanno fatto la stessa cosa, cioè le strade seguono la geometria dei corsi d'acqua e determinano la geometria dell'insediamento, cioè le case mezzadrili sono disposte lungo le vie di comunicazione e scandiscono in sostanza questa organizzazione geometrica del paesaggio. Queste case mezzadrili che sono bellissime, cioè negli anni 70 noi avevamo un patrimonio di architettura rurale, signore, che voi nemmeno immaginate, tanto perché non c'eravate negli anni 70 e poi perché questa è architettura minore che non è mai stata considerata degna di conservazione. Solo quando si è cominciato a parlare di paesaggio, l'architettura rurale, la fabbrica rurale, la costruzione rurale ha assunto una dignità, un'importanza notevoli, perché è un elemento identitario importantissimo del paesaggio. Fino a quel momento sono state lasciate crollare liberamente su se stesse, anzi aprivano le finestre posteriori dopo che gli abitanti se ne erano andati, così marcivano i solai, crollavano il tetto ai solai e poi la seppellivano con un escavatore e ovviamente recuperavano 500 metri quadri di coltura di mais. Questa è stata la sorte di migliaia di abitazioni rurali. Alla fine ridotte a ruderi nella campagna. Ecco, noi abbiamo fatto una mostra importante, questa è una foto bellissima, peccato che non possiate vederla. Dicevo, come associazione naturalistica abbiamo fatto una mostra importante nel 1977 dal titolo Le case dei nostri contadini, cioè ci siamo resi conto, erano gli anni in cui la mezzadria in sostanza era giunta all'epilogo e quindi in cui la gente andava a lavorare in fabbriche e si urbanizzava. Le case contadine venivano abbandonate e ci siamo resi conto che nel giro di qualche decennio le avremmo perdute tutte. Abbiamo organizzato questa mostra fotografica che ha avuto un notevole successo. Adesso, a quasi 40 anni di distanza, siamo intenzionati a ripeterla. Ma al posto delle case che abbiamo fotografato ci sono solo ruderi, quando ancora si conservano. Molto spesso non c'è più nulla. E quindi il nostro documento rimane a futura memoria. Chiaramente quando la casa rurale viene meno, il paesaggio perde un elemento fondamentale. Vi faccio un esempio banalissimo, poi chiudo. Abbiamo sforato? No. Ad Altino, in riva alla laguna, in comune di Quarto d'Altino, c'è uno dei più interessanti giacimenti archeologici del Veneto, quello della città di Altinum. E c'è ancora una delle ultime mutere alluvionali. Sapete che la pianura un tempo non era spianata al laser come attualmente, ma era leggermente ondulata, perché i fiumi che depositavano il sedimento non lo facevano con raggio laser. E appunto c'erano motte e avvallamenti. Ora, in quell'angolo di campagna, ad Altino, c'è una vecchia casa rurale plurifamiliare, bellissima, che è isolata, che praticamente determina l'identità dell'intera campagna archeologica. La casa sta crollando su se stessa. Pensate che quel paesaggio rimanga uguale a se stesso quando la casa non ci sarà più? No, sarà un paesaggio vuoto, senza identità. E questa è la fine a cui sono destinati molti dei nostri paesaggi, purtroppo. Qui siamo alle risorgive, quanti minuti ho ancora? 10 minuti. Ce la fate resistere o no? O perché vi vedo provati? Guardate che scherzo. Colpa del proiettore. Colpa del proiettore, grazie. Dicevo, la fascia delle risorgive non viene sempre considerata una fascia geografica, eppure è una delle più importanti, perché segna la cesura tra alta pianura diluviale e bassa pianura alluvionale. Come sapete, il Piave e gli altri fiumi alpini perdono una enorme quantità di acqua nei sedimenti grossolani dell'alta pianura e la restituiscono quando incontrano i sedimenti fini e impermeabili della bassa pianura, cioè sulla fascia delle risorgive. È quindi una fascia importantissima. Ma se voi sapeste cosa abbiamo fatto noi delle sorgenti del Sile, tanto celebrate attualmente e tanto bistrattate dall'ente parco, vi verrebbe la pelle d'oca, perché delle 20 o 25 polle di risorgiva che c'erano ne rimangono 2,
le altre sono state imbonite con i calcinacci per recuperare qualche metro quadro di superficie asciutta. C'erano persino leggende che raccontavano di carri con la gente che tornava dalla processione con il prete alla guida che erano sprofondate dentro fontanazzi e si erano inabissati. Ovunque c'è una palude ci sono queste leggende che sono pure affascinanti, ma questo per dirvi qual era l'integrità e la, diciamo, la struttura di quel paesaggio. Ebbene, adesso ci rimane il fontanazzo della Covadonga, che ogni volta che lo vedo mi viene una tristezza. Desertificato praticamente, esposto alle visite turistiche di massa, circondato da una timida staccionata, e tutto ciò che rimane delle sorgenti del Sile. Ma abbiamo fatto di peggio, abbiamo scavato il canale Corbetta Nuovo che ha abbassato la falda di mezzo metro e ha prosciugato molti fontanazzi, cioè ne hanno combinate di tutti i colori. Ma quale paesaggio? Qui è l'ambiente innanzitutto ad essere stato compromesso gravemente e di conseguenza il paesaggio. La campagna dei campi chiusi, che è una sorta di frammento di archeologia del paesaggio rurale importantissimo, e la campagna di Ciardi, è stata trasformata in pioppetti industriali. Possibile che non ci fossero dispositivi che potevano indennizzare il mancato reddito del pioppetto industriale per conservare l'identità del Veneto? È ciò che succede al Pra dei Gai. Andate a vedere il Pra dei Gai, sapete dov'è? Oh, ma siete proprio di Castelfranco? Conegliano. Pra dei Gai è a Porto Buffole. Sapete dove è Porto Buffole? C'è un mercatino dell'antiquariato, ecco, andate a vedere quello e forse poi inciampate nel Pra dei Gai. Il Pra dei Gai, sul cui toponimo si sono spesi fior di studiosi, Prato dei Galli. Ma di quei galli? Cioè dei galli appenninici come sono io o dei gaetti dal Cortino? Invece Pra dei Gai deriva dal longobardo, prati gahagi. Gahagi significava bosco in longobardo, e quindi sono grandi radure in mezzo ai boschi. Se osservate la carta del Fonzac del 1805 vedrete che il Pra dei Gai ha ai suoi margini ancora ambienti forestali. Ebbene, questo Pra dei Gai attualmente, o fino a qualche anno fa, era l'ultima grande prateria del Veneto, 800 ettari di prato stabile destinati a svolgere la funzione di cassa di espansione delle piene dell'Idenza. Le greggi confluivano al Pra dei Gai durante la transumanza. Pensate che partono dai Lagorai in Trentino, arrivano a Caorle lungo le vie d'erba, e il Pra dei Gai era uno dei punti di passaggio e di sosta diciamo elettivi. Ebbene, lo stanno trasformando in colture del panoce e le piope. Ma mi dico io, possibile che l'ultima grande prateria del Veneto non meritasse un'attenzione tale per cui venissero elaborati dei dispositivi di conservazione, anche, ripeto, mediante indennizzi, per evitare che andasse perduto, innanzitutto paesaggisticamente? E però accade tutto questo. Questa è la torbiera delle sorgenti del Sile, un prato umido molto importante, quello su cui i bambini saltellano perché sentono che il suolo è elastico. Questi sono i campi chiusi, appunto, e quindi appezzamenti generalmente di prato, ma non sempre, circondati da siepi alberate con prevalenza di frati, e questi sono i pioppetti industriali che li stanno sostituendo. Paesaggi della cellulosa praticamente. Poi ci sono le cave. Avete qui vicino uno dei comuni più traforati d'Italia, il comune di Vedelago. Di voi a scavare una cava anche in corrispondenza del municipio, ma all'ultimo momento sono riusciti a sventare il coso, perché sennò battevano il municipio e fermato il burso. È un'ottima idea, però. Poteva essere una soluzione. Quei consiglieri sindaci che sono dentro. Queste sono le polle di Risorgiva con l'acqua che sgorga dal fondo, i cosiddetti fontanazzi. Questi sono i ruscelli di Risorgiva, cioè è il Sile neonato in sostanza. Se voi andate a vedere il Piave appena nato, alle falde del Peralta, vedete che è un rigagnolo accompagnato da cespi di calta palustre, un grosso ranuncolo giallo di montagna.
Fissile appena nato è un ruscelletto limpidissimo nel quale scorreva acqua potabile fino a 50 anni fa, cioè i contadini bevevano direttamente dalle risorgiere. Adesso non c'è più da fidarsi perché hanno messo le porcilaie nell'alta pianura e ci sono colli batteri fecali fino a 600 metri di profondità, cioè, senza parlare della diossina atrazina che ha fatto chiudere i pozzi di Morgano, Paese, eccetera. Basta, mi fermo qui. Insomma, tutto questo per mostrarvi soltanto una parte dei paesaggi veneti. Siamo arrivati all'alta pianura, come vedete, e quindi potete ben immaginare cosa rimanga ancora da scoprire e quanto si confermi ciò che ho detto all'inizio, cioè la ricchezza del paesaggio veneto espressa da una diversità ambientale assolutamente straordinaria. Grazie a tutti. Ci sono due soluzioni. La prima, se ci sono domande, se qualcuno ha domande da fare, può farle subito e cercheremo di rispondere. Ma io sono soprattutto preoccupato per i ragazzi. Cioè, penso che sarebbe meglio, sarebbe preferibile che voi ci pensaste un po' su, magari scrivete o passate ai vostri insegnanti i punti di domanda che vi hanno lasciato questi due interventi che abbiamo fatto stasera. Noi possiamo rispondere o tramite l'insegnante, oppure non so, quando a ottobre ci sarà la chiusura di questo ciclo di conversazioni, di chiacchierate che stiamo facendo, se abbiamo un certo numero di punti di domanda, di meditazioni da fare insieme, che ci siano arrivate prima per forza di cose, per non correre il pericolo di continuare a inventare che a volte non riesce bene, insomma. Ecco, comunque decidete voi se c'è qualche domanda, siamo qui per rispondere. Se preferite l'altra strada, che a me sembra più seria oggettivamente, ci vediamo alla prossima occasione. C'è qualcuno che... Abbiamo perso. Allora scelta la seconda strada. E visto che manca un quarto d'ora, sarebbe bellissimo se Michele volesse deliziarci di qualche altro. Non so, per esempio le prealpi o... Possiamo farlo se mi dite che Perché è bellissimo. Ancora 10 minuti di... Adesso si può andare cioè io non so come faccio non so come si fa a partire dalla diapositiva. Sì, siamo arrivati all'alta pianura, andiamo velocemente così vediamo qualche immagine. Ecco, questo è uno degli scorsi più belli dell'alta pianura. Lo si coglie dal castello di Susegana ed è praticamente verso sud, è la tenuta dei Conti Collalto,
Non a caso Andrea Tanzotto si era rifugiato nel castello di Susegana e quindi aveva quotidianamente alle spalle un paesaggio collinare straordinario e davanti a sé i paesaggi di alta pianura che poi digradano verso il Piave. Ma in alta pianura si trovano anche situazioni come quella del Palù del quartiere del Piave, che vi consiglio di andare a vedere perché anche quello è un esempio di archeologia del paesaggio agrario praticamente ottocentesco. È un'area in cui diciamo, scorrono le acque che scendono dalle vicinissime Prealpi e in cui la campagna è ancora organizzata per campi chiusi con grandi querce che segnano le alberate e praterie intercalari. Però anche questo paesaggio, vedete, sta per essere spianato e annullato per sostituirlo con le colture di mais. Cioè noi abbiamo purtroppo le colture di mais più redditizie del mondo, nel senso che abbiamo la produttività per ettaro più elevata del mondo. Non abbiamo le superfici, è vero, perché come facciamo a contrastare le produzioni degli Stati Uniti d'America? È quasi impossibile. E però ancora si va avanti con questo processo di spianamento, di apertura e di recupero di nuove superfici per ragioni di produzione primaria. Questi sono i prati dei campi chiusi appunto del Palù del quartiere del Piave. E poi c'è il paesaggio dei vigneti in alta pianura, che è un paesaggio, guardate bene, che ha aspetti multiformi, presenta aspetti multiformi, nel senso che il paesaggio della Belussera non è quello dei vigneti a raccolta automatica. Sapete cos'è la Belussera? No? Ve l'hanno spiegato i vostri insegnanti, ce ne parlate tutti i giorni. La Belussera è quella forma architettonica di sostegno della vite che prevede un supporto e 4 viti disposte intorno allo stesso supporto a raggiera e quindi prevede la tensione di una selva di tiranti, cioè è un'opera architettonica vera e propria, è bellissima. Poi c'è il vigneto a spalliera, che è questo, cioè il vigneto semplice diciamo del Novecento, e poi ci sono i vigneti per la raccolta automatica che sono molto bassi e appunto per essere cavalcati dalle macchine. Quindi i paesaggi sono molto diversi, possono essere datati proprio in ragione dell'architettura di sostegno delle viti. Ma in alta pianura ci sono anche i paesaggi delle Grave del Piave. Se voi andate a visitare le Grave del Piave vi trovate in un mondo a parte, cioè l'unico luogo in cui l'uomo non può risiedere stabilmente. A dire il vero, c'è qualche isola abitata, ma è perennemente a rischio, perché qui finalmente è padrone il fiume. Trattandosi di un fiume alpino non si scherza, è un fiume che demolisce foreste ad ogni piena e altre ne ricostruisce con i semi che accumula sulle ghiaie. Però cosa è successo con l'ultima piena? Una piena modestissima da 1300 metri cubi al secondo, cioè un terzo di quella del 66. È successo che la piena è arrivata a valle con una velocità impressionante, perché nelle Grave, grazie agli scavatori, ai cavatori, avevano realizzato un alveo rettilineo scavato nel sedimento di ghiaia che ha velocizzato in modo impressionante il deflusso della piena. E quindi a valle ha fatto danni, pur essendo modesta, proprio per questo. Questo è l'ambiente della Grava, è una frontiera in perenne dinamismo. Ecco, qui si vedono i paesaggi prossimo naturali in fase dinamica. Si va dalla ghiaia nuda al bosco maturo e c'è tutta una serie di successioni ecologiche interposte fra questi due estremi. Ovviamente una piena sconvolge tutto e rimescola, riporta molto spesso le situazioni alla condizione originaria, rimette in moto l'evoluzione del paesaggio. La collina, le colline venete sono di bellezza leggendaria, anche quelle. Ci sono colline completamente vidigate, cioè coperte di viti. In realtà è solo il versante meridionale che è terrazzato e
arredato a vigneto, perché il versante settentrionale è a bosco generalmente, ed è il bosco che forniva i materiali lignei che facevano da supporto ai vigneti. Ecco, guardate, sono paesaggi da installazione d'arte, cioè paesaggi con i pali naturali, in cui le colline non sono state spianate per produrre più prosecco, perché sapete che il prosecco è una sorta di maledizione e benedizione, ma siccome che sia l'una o l'altra cosa dipende da noi, e noi scegliamo la maledizione, per cui pesticidi a tutto spiano, c'è un sentiero natura che è vietato per 3 mesi l'anno per l'uso di anticrittogani, cioè per l'uso di sostanze chimiche, che è il massimo, e spianamento di colline quando serve. Gli insediamenti in collina sono sempre alla sommità dei colli. Questa è Santa Maria di Piave e la chiesa ha le fondamenta su un tempio romano, perché erano al sicuro rispetto alle piene del Piave e degli altri fiumi che circondano le colline. Poi ci sono i centri abitati che sono di sasso e sono bellissimi, bellissimi. Guardate, sono poesie. Voi andate a Combai, lì dove hanno recuperato saggiamente alcuni edifici, e ci troverete una poesia urbana in sostanza. Però ci sono anche i paesaggi dell'abbandono, cioè le case coloniche in mezzo ai vigneti ormai sono state abbandonate perché la gente si è urbanizzata. Cioè Tosatei per andare a Spoe doveva fare 1 ora di cammino lungo i sentieri della collina, quindi era una vita. E ci sono i paesaggi dell'urbanizzazione lenta. Alle spalle di Conegliano i ricchi si sono costruiti tutti la seconda casa, quella che ha l'IMU altissima, ma non abbastanza. E per cui la collina viene erosa lentamente da questo paesaggio informe, che è un paesaggio urbano che non c'è mai stato, che la sta trasformando. Poi ci sono le Prealpi, vediamo queste, le Dolomiti le lasciamo per la prossima volta. Ecco, i paesaggi prealpini sono incredibilmente belli. Sapete cos'è questo? Questo è Cadolten, è il versante meridionale del Monte Pizzoc, al margine occidentale del Cansiglio, dove so che ci siete state 1000 volte. Ma vedete, è un paesaggio